Buonasera. Sembrava un gioco di parole. Forse va meglio. Ladies and gentlemen, signora Desolina. Come sta? Guardi, come le donne anziane. Ma lei non è anziana, lei è bellissima. Una volta quando ero giovane era bello, perché il dottore allora quando mi pareva mi faceva spogliare tutto. Adesso quando vado mi ci faccio vedere la lingua e mi ci ora. I tempi cambiano, però, insomma. I tempi cambiano. Queste serie sono quelle pericolose che girano, vero? Ma lei deve stare tranquilla. L'abbiamo portata per farla sentire a suo agio. È perché molte volte, secondo come gira, esce la puzza da una parte. No, vabbè, non è così. Stia tranquilla. Come sta? Dai, cosa sta facendo di bello in questo periodo? Cosa sto facendo? Da quando sono, diciamo, libera, sono in giro sempre con tutte queste amiche vere perché c'ho. Andiamo in continente, andiamo mi stiamo facendo di girare. Da quando sono vedova, capito? Quindi... Cioè, scusa, perché... aspetti un attimo, cambiamo perché c'è un piccolo problema. Quindi, cioè, lei mi sta dicendo che praticamente sta girando da quando è vedova. Ok. Quando è vedova sto andando, sto andando in giro, ok, in tutta l'Italia. Con le sue amiche. Mi sta dicendo con tutte le sue amiche. Tutte le mie amiche, è vero, perché andiamo dappertutto, giriamo. E dove andate di bello? Andiamo a Medjugorje, andiamo a Fatima, a Lourdes, a Santa Maria, andiamo dappertutto, giriamo sempre. Quindi tutti i posti sacri? Tutti i posti sacri. Ma per grazia ricevuta o per chiedere una grazia? No, per grazia ho ricevuto una grazia. Ah, è stata male? No, è stata male, è stata benissimo. È stato male suo marito? No, lui stava benissimo, io ho pregato che morisse prima e la Madonna mi ha fatto la grazia, se n'è andato. Come? Cioè lei ha pregato perché morisse suo marito? Che io da sola no, eravamo una quarantina pregando e ce l'abbiamo fatta. Lo facciamo anche per conto terzi, se mi interessa qualcosa, se vuole che preghiamo per qualche cosa, ci dà un'offerta, la facciamo. Incredibile questa cosa qua, ma non è bello però, non è bello, faccio che bello, ma se lo faccio, lo faccio. Ho capito. Vabbè, come siete una squadra, cioè come funziona questa cosa? Funziona. Mio marito a me ormai mi stancava, me ne veniva a casa mezzo ubriaco, si coricava, mi diceva stai fermo, sto arrivando e mi diceva sicuro stai vulcando, non era cosa di mantenerlo lì, perché questa puzza di vino, ho detto almeno fosse vino di alzare, era vino chissà dove lo compravo, Vabbè, ma è sempre suo marito, è sempre una persona di casa, lei doveva anche adempiere ai suoi doveri, scusa. I doveri erano già fatti, cancellato tutto. Cancellato tutto, scusi un attimo, ma cioè, le dava fastidio così tanto di dover pregare la morte, dai. Pregare la morte, di allontanarlo, e l'abbiamo allontanato. È allontanato dai due. Come allontanato dai due? Perché? Perché è lontano, non torna più. Si andava su Vummo e se ne va Alessandria Dori. Come è successo? Scusi, vabbè, non mi interessa, comunque. Sa com'è morto? È successo che stavamo guardando la televisione, c'era Quark la sera, Piero e Angelo, babbo e figlio, tutti e due, che facevano vedere questa cosa bella del mare, le aquile, ce n'erano di cose belle. A un certo punto si sentivano questi tuoni lontano. Io dicevo, temporale sarà, che cos'è? O fuochi d'artificio. Diventa trono sudro su. Sa quei tuoni che vengono da lontano, questi tuoni. E non si vedeva nessun lampo. E continuava. Dopo un po' si sente questo lampo, scende il lampo, prende al televisore, slitta e prende mio marito. Dentro casa? Dentro casa. Meno male si è salvato il televisore. Ma cosa ne frega del televisore? L'avevamo ancora comprato da Troni e lampi si cassò. Ma dai, ma è sempre.
Io non voglio pensare minimamente a quello che avete vissuto dopo quel momento. Guarda, non me ne parli. Il carro funebre valeva 30 euro a chilometro, ma oggi mi costa pure questo terno. No, nulla, eh. Una corona 700 euro, poi oggi muore scoronato. No, non fa più neanche a morire. Oioia. È una cosa normale, però lei deve pensare che... Hanno portato questa bara, una bara grande, ce ne stavano due. E ho detto, questa bara è troppo grande. E ho detto, se muore qualche altro, aspettate, così va il viaggio di due risparmiate. No. E allora scendendolo nella scala, 8 piani, ogni piano si sentiva, perché mettevano la bara un po' in pendenza, si sentiva dentro la bara, poi sbatteva, perché mettevano la bara in pendenza. E poi una girata a conciai, chi non è molto da gamba te lo ci dia dentro. E ogni piano, 8 piani, 16 sbattute, perché davano due sbattute ogni piano. Arriviamo in camera mortuaria, però la bara non c'era più. Non c'era più? L'abbiamo trovato dopo 2 giorni dentro il cuscino, tutto vistavo. Poverino. Poverino. Oioia. Ma guarda, io le dico una cosa, signora Desolina. Intanto a me dispiace che lei abbia vissuto un lutto del genere. Sono cose che succedono sempre. Vabbè, però l'avrà amato in una parte della sua vita. Sì, no? Prima amato, poi basta. Poi dopo, boh. Cosa volevo dire? Poi lui voleva essere cremato. L'abbiamo portato alla cremazione, l'hanno sbagliato, è uscito parzialmente cremato. Tutto il seppellimento è venuto a costare 18.000 euro. I prezzi sono quelli, 18.000, mettendo il morto noi, Quello è normale, ma signora Desolina, insomma... No, era bravo, perché era una brava persona, lui andava a lavorare, lui faceva lo spazzino, lui era bravo, era uno appassionato proprio al suo lavoro, perché da bambino voleva fare lo spazzino. Gli piaceva, gli diceva alla mamma, da grande voglio fare lo spazzino. E la mamma diceva, devi studiare perché sennò non diventi spazzino. Beh, lo sa che non ho studiato, è diventato lo stesso spazzino. Ce l'aveva nel sangue l'immondezza quello lì. Una cosa incredibile. Di notte si alzava di nascosto, andava a rubare l'immondizia del ricco e lo dava ai poveri. Come Robin Hood, una cosa incredibile. Una volta voleva trasferirsi per andare a lavorare in un altro posto, gli abbiamo detto non andare lì che non hanno immondezza, a Cuba, voglio andare a Cuba. Andare a Arica. Perché lì non c'hanno, l'immondezza non ce l'hanno. Perché? Perché non usano le buste di plastica. Interessante. Discreto. E poi l'avevano preso a lavorare a 18 anni e le avevano dato il posto prima a lui di tutti perché era bassottino. Cosa c'entra, scusi? Beh, più basso è, prima le raccogli l'immondezza. Non è. Se mette un uomo alto, si direbbe caccare, sabica. E lui poi camminava in maniera coi piedi trascinanti, piedi piatti, trascinanti, e arrivava a casa con l'immondezza davanti, già un periodo duratori. Come il gatto delle nevi praticamente. Come il gatto della neve, sì. Era simpaticissimo. Scusi, così simpatico che alla fine gli ha avuto la morte. Non fa niente, ioia. Una domanda, ma una donna così bella, così simpatica, ma non ha pensato di risposarsi? Ancora? Sono già sposato 2 volte io. Come? Sposato 2 volte. 2 volte? 2 volte vedova. Come? Io quando ho sposato questo qui, mi sono sposato lo stesso giorno che era morto l'altro. Durante il seppellimento mi sono sposato con questo che è morto adesso. Com'è possibile? Com'è possibile? C'era la gente, c'era il prete, la macchina, i fiori, c'erano gli invitati, c'era tutto. Io e mio marito seduti davanti nella cabina con l'autista, il morto dietro, così il mio corpo presente. Quindi la gente non sapeva se piangere o se ridere, guarda, ci siamo veramente divertiti. E ci siamo sposati lo stesso giorno.
Questa è una cosa sensazionale, ma veramente. È troppo bello. Scusi adesso, ma mi viene una curiosità. Quest'altro com'era morto? Questo qui è morto in un modo più facile. È morto tornando da prendere le macche.